Gamba bel! Gattuso alla guida del Napoli. Sono biondo, vedete? Non può fatti capire alla Mertens. Il pallone da Kulusevski, errore di Koulibaly, Kulusevski davanti al portiere, Kulusevski porta il tiro, rete. Parma in vantaggio. Ma tu non ci stai con la testa se fai una cosa del mancato controllo dove di cai Koulibaly. concentrato. Un giocatore come Koulibaly non può giocare così. 2000, giocatore. C'è spazio per Cervinho, pallone per Cervinho, Manolas. Veramente stiamo facendo una gran ehi! Insomma ragazzi, come abbiamo sempre detto, se i giocatori non si danno una svegliata, noi andiamo in Serie B ma proprio lisci. Andiamo tra qui, c'è uno scivolo e si va direttamente in Serie B. Apertura per Di Lorenzo che può sfondare. Bravo! In area di rigore, la gira per Insigne. No. Di Lorenzo ha tirato un. Rischi, parte il tiro. E cash facci. Mili fa scorrere il pallone, palla dentro Insigne, palla fuori. No, non è possibile. La voglio rivedere 6 volte. Era gol, cioè se non la tocchi entra da sola. Meret, palo. E poi si salva il Napoli. Ma attacco ancora per Insigne. No, io me ne vado. Calcio di rigore per il Napoli. Ma che regalo, un regalo. No, ma io non lo vedo proprio il contatto. Ha preso il pallone, è chiaro che prima però mo ce lo levano col VAR. E se ce lo levano col VAR, Zielinski va espulso per simulazione, perché questa è una roba che vedo fare solamente ai piani alti. La cosa strana è che Zielinski fa proprio, ma come, non l'hai visto? E io non vedo niente, lo riguardo e non vedo nessun contatto. O Zielinski si è sentito toccato dal suo stesso piede. Vabbè, ma dentro o fuori, ma questo non è mai un rigore. Levatecelo. Siamo pure idioti, eh. Hi, can I place an order for delivery? Chicken chow, fan soup. Yes, please. That's it. How much is it? Ci vuole la zuppa di pollo. È Milik che si sta facendo un culo così per farlo segnare. Io sono esterrefatto che una squadra non di eccezionale tecnica come il Parma abbia il tempo di partire dalla difesa senza fare il lancio lungo e noi non sappiamo fare un pressing deciso che li fa sbagliare. Io sono esterrefatto. Noi andiamo in difficoltà quando ci pressano con la tecnica che abbiamo superiore e loro no. Vuol dire che non lo sappiamo fare il pressing, non siamo intensi, non abbiamo i tempi. Allan che sta giocando quasi trequartista. Io credevo che, guardate dove sta, credevo avesse semplicemente invertito Fabian e Allan, ma devo capire perché credo che abbia cambiato modulo. Credo adesso siano a 2 a centrocampo Fabian e Zielinski e Allan sta giocando praticamente trequartista dietro a Milik. Voglio rivedere questa cosa perché qua siamo di nuovo alla follia più totale, però magari è un momento di gioco. No, vabbè, mezzala a destra. Di Lorenzo. Chiaramente si trova molto avanzato in fase di possesso. Bella punizione di Insigne, perché noi le diciamo tutte le cose. Non siamo contro a prescindere. Però non ce ne va una buona, no? Sia mai Signam e la palla va a finire proprio loca. Sembra un piccolo Ferrero. Vedi Allan dove sta? È abbastanza vero quello che avevo capito, perché Allan sta praticamente sotto punti. Quando spinge Di Lorenzo e si accentra un po' Cagliacon, Allan finisce sotto punta, partendo da mezzala destra. E adesso ci va Mertens sotto punta o al posto di Insigne e si alternano. 4-2-3-1. Bello il guizzo di Mertens che poi cerca Milik, colpo di testa a rete, ha pareggiato il Napoli. Bellissimo, e se lo meritava perché stava facendo un partitone di sponde. Bellissimo. E non facile perché il cross era morbidissimo. Che Mertens tiene genio. Aitva fa Mok, si è visto proprio. Bello. Arriva Mario Rui, prova il tiro. No. Cervinho va al tiro, Meret. Hello. Cervinho un po' ritardo. Mertens attaccato da Grassi. Una delle ennesime ripartenze del Paolo. Un po' di brodo caldo. I cinesi non cadono mai malati perché si bevono queste zuppe. Lozza! Di Lorenzo in mezzo per Milik che trova l'infanna e la pallone. No! Porta! Cagliacon ce l'ho uguale all'Ozza! Cagliavigno che
approfitta anche di uno scivolone, parte Gervinho, il tiro in rete, Gervinho, Parma in vantaggio. Ma non sto piangendo, che tengo un raffreddore. Con gli amici su WhatsApp, vediamo un po'. Il silenzio è ancora peggio ma il silenzio è inevitabile. Ora avrete capito che sono un po' malatuccio, quindi ne risente la voce, il mood generale. Signori, mettiamo in chiaro una cosa: Vedovelle di Ancelotti, che adesso Iannicelli mo che gode, è stato in difficoltà per tutta la stagione perché non sapeva come apparare. Era partito col personaggio sono pro Ancelotti perché sono contro Sarri. Adesso comincia il godimento ad ogni sconfitta di Gattuso perché deve dire che era meglio Ancelotti. Allora ragazzi, adesso comincerà il gioco al massacro e dobbiamo essere noi obiettivi, calmissimi. Lo so che è facile farsi prendere dai turchi perché la situazione è insostenibile. Però, visto che io per giudicare Ancelotti ho aspettato 1 anno e mezzo, non facciamo i cretini e cominciamo subito poi a dire oh Gattuso non ha capito niente, è peggio. Perché 2 giorni non hai modo di lavorare con la squadra. Non farò nemmeno spada tratta da difesa perché di Gattuso, perché comunque ho visto cambi strani. Si è passato al 4-2-3-1 prima con Allan praticamente sotto punto perché si vedeva. Io ho avuto questa impressione, si vedeva che già stava troppo vicino a Milik, ma è Allan, cioè tieni Allan, perché ho capito non ha funzionato in fase di regia e hai provato Fabian in fase di regia. Non è che Fabian in fase di regia ha funzionato e hai lasciato Fabian e Zielinski centrali. Ok, Allan non ce la faceva. Elmas, ma chi vuoi tu? Ma poi tu finisci con Lozano. Ma tu dici, ma io non lo conosco ancora bene. Hai fatto i cambi ancelottiani. Quindi io non parto con la difesa a spada tratta di Gattuso solo perché ero contento dell'esonero di Ancelotti. Dobbiamo essere con calma, noi facciamo le nostre valutazioni, visto che la situazione è disperata. Inutile dire, è meglio che rimaneva. Pappone. Chiudiamo lì sempre, non sbagliamo mai. Non va bene, perché questa squadra è stata costruita male e con la sopravvalutazione di personaggi e ruoli, e al momento il 4-3-3 per quanto mi riguarda è inguardabile, non ci sono proprio le caratteristiche per farlo, e oltretutto specialmente una squadra che non ci sta con la testa, che è già concentrata e demotivata, e quindi puoi mettere pure lo 0-0-10, 10-0-0, si sbaglierà sempre, cioè Koulibaly che fa quelle cose là, Insigne che fa quelle cose là, Fabian inguardabile nel primo tempo. Insomma, uniche cose positive che ho visto nel primo tempo: meglio Zielinski, che almeno è arrivato al tiro, Mezzala è proprio la sputata sua, il ruolo suo, e Milik molto vivace, molto propositivo, scambi con la squadra, eccetera eccetera. Alla fine, se devi fare il forcing e mettere a Llorente, con il senno di poi è facile, ma la Lozano a Romiet, a Rosso sta un spazio lo dribbling, loco. Il Parma ha giocato proprio veramente coi pullman, però mica a lanciarla dopo, col pullman che poi piano piano, con qualche passaggio, con calma, visto che stavano tranquillissimi, arrivavano a fare i contropiedi loro ben strutturati. Noi abbiamo, per 1 anno abbiamo detto il contropiede mica è un delitto, si può fare. Ce lo stanno dimostrando come si fa se vuoi fare il contropiede. Si fa così, con i velocisti, con la calma dietro. Si partiva addirittura dal portiere da sé per i passaggi, non lanciavano mai, ed è giusto. E bravi, complimenti al Parma che ci supera in classifica. Adesso ci supereranno il Milan, il Torino, e andiamo dall'altra parte della classifica. E la cosa è che io mi sto abituando, non guardo più la classifica, guardo e dico vabbè, però sai, potremmo lottare col Torino, ancora la Fiorentina è lontana. Cioè, sto avendo questa sensazione qua, e questo problema, questa abitudine a perderle tutte, a pareggiarle se va bene, è pericoloso, perché lì i giocatori vanno in quella fisima e dice tanto non vinciamo più, e non ne usciamo. Serve un miracolo a gennaio, magari con un po' di tempo. Adesso Gattuso ci può parlare, può cercare di capire psicologicamente cosa si può fare, perché questi giocatori qua, inutile dire Ancelotti, inutile dire adesso Gattuso, bisogna lavorare sui calciatori che abbiamo finché non arriva a gennaio. E poi a gennaio, caro De Laurentiis, abbiamo sbagliato tutti, i tifosi, voi, Giuntoli, Amaron, San Giuseppe. Adesso interveniamo se non vogliamo retrocedere. Te lo consiglio proprio caldamente. Quando c'era da lottare per lo scudetto con la Juventus non l'hai fatto il passo in più,
E ti dico la verità, hai fatto pure buono, perché abbiamo visto che punto a punto lo perdiamo con gli arbitri. Comprare, anche se compravi Ibrahimovic all'epoca, vincevi sempre a Juventus il suo campionato. Ma adesso ti servono dei giocatori per finire questa stagione, perché altrimenti rischiamo di scendercene in Serie B e non potrai più dire vi ho preso dalla merda e adesso state in Champions League. Adesso tu ci hai preso dalla merda e ci stai ributtando nella merda. Siamo sinceri, siamo onesti e prenditi le tue responsabilità. Io sono pro Edo. Edo ha ragione quando dice che questi non hanno le palle. È vero, è verissimo. Non lo deve dire lui, non è compito suo, non in quella sede. Ma Wagyu ha ragione. Allora le multe, va bene, si stanno ancora preoccupati delle multe o non se ne fottono proprio, perché Champions, Europa League, salvezza tranquilla, a loro non cambia nulla perché stanno già pensando a quale squadra andare. Se questa è la situazione, Edo ha ragione e le multe non bastano, va fatta un'inchiesta, perché credo si possano denunciare giocatori per mancato impegno. Credo ci sia una postilla. Oltretutto De Laurentiis è forte in queste cose qua. Lui sarebbe anche capace, e lo auspico, di andare dai giocatori, fare una bella riunione e dice ragazzi nessuna multa, mettiamo un bonus, premio salvezza, premio Europa League, perché premio salvezza no, facciamo un premio Europa League se riusciamo a raggiungere il premio Europa League, e poi non glielo dà. Fa la trappola e io sono là, gli faccio l'applauso, scatta l'applauso, perché questi si meritano la trappola, questi giocatori qua. Quindi io lo faccio breve perché ho poca voce. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lasciate un mi piace, non lo so, non ve lo chiedo mai. Lasciate un mi piace, un'iscrizione al canale, perché qua la situazione, siamo quasi 1000, i famosi 1000. Ma io non credo, cioè possiamo analizzare, ma analizzare quando Koulibaly fa quelle cose, ma cosa vogliamo analizzare? Che il 4-3-3 comunque poca roba, e poi col 4-2-3-1 col forse in finale un poco meglio, sono arrivati i tiri ma comunque confusi, non bene, non fluidi. Bisogna lavorare tanto e inventarsi il centrocampo che non funziona. Vi abbraccio tantissimo, speriamo che mi sentano un poco meglio, perché sennò va in Serie B pure.